Allora, io vorrei cominciare un pochino giocando, me la piglio con lui. Allora, non so, lei sa già l'età degli altri ospiti? Non Allora, precisa. lui quanti anni ha secondo? Lui secondo me ha 14 anni, 15. Sì, sì. Gliel'hai avevi detto, non vale. Traditore. Di Dai. Stai molto Aurora, Aurora, Aurora. Aurora è Aurora. difficile darle un'età perché mi verrebbe da dire sotto i 25 anni, in realtà Sotto i credo che ne abbia 25 di più. anni, conferma. Bravissimo, assolutamente, sì. Conferma, conferma, Confermo tutto è sotto i io. 25 anni. Allora, poi li presenteremo. Stavamo raccontando che Aurora abita in un posto meraviglioso, non lontano qui da Verona, ha la fortuna di vivere sul Garda, una cittadina stupenda che è l'Azzise, è bello parlare, abbiamo tanti cavalli atleti, ma se c'è modo anche di parlare di posti belli, abbiamo parlato proprio con Zaia dell'Ippo, Via del Vento, ma in questo caso possiamo parlare del Garda, un lago che amo tantissimo, che fa bene alla mia salute. Adesso sto un po' tossendo per la polvere, sul Garda smetto di tossire, ma dalla Stise viene a montare. Ad Ossobuono, che è qua a 5 km dal centro di Verona, e più o meno è una mezz'oretta di strada, di autostrada. Guardate la faccia che fa, è mezz'ora di strada. È da 18 anni che faccio questa strada, ormai la macchina va da sola. E tuttavia sono in un piccolo maneggio, il Circolo Ippico Moira, un piccolo maneggino privato. Allora posso dire che 18 anni fa ti portava qualcuno. 18 anni fa ti portava qualcuno. Eh sì, la mia mamma, la mia santa mamma Perché? mi accompagnava avanti e indietro tutti i giorni. Perché bene sì, adesso ha scollinato i 30. Purtroppo sono 32, ammettiamolo, so che non li dimostro, ma purtroppo sono 32. Infatti ne voti 40, ma non c'è problema. Tu ti lamenti della tua mezz'ora, mentre il nostro giovane eroe, prima di venire a vivere qui, raccontiamo le tue trasferte. Cosa faceva per la passione dei cavalli e del salto ostacoli? Allora, venerdì pomeriggio, dopo la scuola, Che finiva la scuola a che ore il venerdì? 3:30. 3:30, attenzione. Prendevo il treno verso 4:30, 5. 4:30, 5. Arrivavo a Padova alle 8 Alle 8. per montare. Certe volte montavo la sera quando arrivavo e altre montavo solo il sabato e la domenica. Quindi lui arrivava il venerdì sera e andava a cavallo. E aspetta, e poi E ripartiva. poi domenica mattina montavo e il pomeriggio mi accompagnava la mia istruttrice Antonella Cadova in stazione e prendevo il Giusto che treno siano per Roma così giovani d'oggi. Ma insomma, Appassionati. questo a che età lo facevi? un anno fa. Un anno fa. Cioè, davvero incredibile. Perché poi questa è la sua della famiglia di Ielapia. Una famiglia, ma il tuo fratello cosa fa? È un attore. Il fratello è attore. Cioè, uno normale in casa sua non c'è. Sono tutti quanti in famiglia davvero incredibile. E adesso invece ti senti un po' veneto? Sì. Dai, Sì, perché sì. da un anno dove abiti? A Padova insieme alla mia istruttrice Che si chiama, ricordiamo. Antonella Canova. Antonella Canova. Come la consideri? Una sorella, una zia, come Una seconda mamma. una seconda mamma? Bellissima questa cosa che dice della sua istruttrice. Sono delle storie davvero, davvero incredibili, di posti, di strade, di persone, di vite. Tu per esempio, nella tua vita, non dico degli uomini, dico dei cavalli. Meglio, è meglio, fidati. Mi fido di lei. Nella tua vita quanti cavalli ci sono? Al momento 4 cavalli. E Hai una relazione in particolare con uno o sono tutti alla pari? ognuno a modo suo ha un significato speciale per me, perché c'è il Veron, che era il cavallo che montava prima il mio ex istruttore, che purtroppo è venuto a mancare 5 anni fa, che è Vogliamo Oscar ricordare. Baldo, e quindi per me ha un valore affettivo enorme, oltre al fatto che è un cavallo molto veloce, vince tantissime gare di 1,35 m, 1,40 m e anche qualche 45. E poi c'è Clintissima, che penso che abbia fatto parlare abbastanza di sé quest'anno, e con cui ho saltato la mia prima Coppa delle Nazioni in Finlandia, che tra l'altro abbiamo anche vinto, e ho vinto 3 settimane fa un Gran Premio dei 3 Stelle di Gorla, quindi insomma lei ha un significato abbastanza speciale. Poi Nicole, che è una cavalla eccezionale e secondo me sarà la mia cavalla di punta per l'anno prossimo, che purtroppo ha subito un piccolo infortunio quest'anno e sta riprendendo adesso, ora sta bene, quindi credo che sarà la mia punta di diamante per la prossima stagione.
E poi c'è Casado, che è un cavallo un po' più giovane, che sta venendo avanti con calma. Quanti anni ha? 9 anni, Quindi secondo te sarà maturo fra quanto? ma secondo me l'anno prossimo già Perché farà ricordiamo qualcosa che di la molto più carriera degli importante. ostacolisti è una carriera che, tra virgolette, comincia da alti livelli, non prima mai dei 7-8 anni, quelli Sì. precoci. Lui Ma adesso sta già saltando qualche gran premio di nazionale, però per ora niente di veramente impegnativo, ma penso che l'anno prossimo inizierà a fare le sue prime gare più tra l'altro, importanti. che cos'è che indossi oggi? Ovviamente l'uniforme dell'aeronautica militare, perché ho la fortuna di appartenere a questo splendido gruppo. Mi sembra E giusto quindi ricordare la motivazione di quello che indossi, no? insomma, e se non ci fossero loro veramente non sarebbe la stessa cosa. Mi sento molto fortunata, è un gruppo unito che mi sostiene sempre e è un onore portare l'uniforme in concorso, anche perché siamo l'unico gruppo sportivo che ha la possibilità di montare proprio con l'uniforme ufficiale dell'aeronautica militare, e questa è una cosa bellissima perché è di un'eleganza pazzesca, e quindi ovviamente anche per una donna questa cosa è motivo di vanto. Devo dire che poi sugli ostacoli volate. Giustamente. Ci sta, no? Allora, invece nella tua vita quanti cavalli ci sono? Allora, per adesso ho 2 cavalli e un pony. 2 cavalli e un pony. E raccontiamoli questi cavalli. Ok, Vessel, che lo monto da un po' di più, è il cavallo a cui ci sono affezionato davvero tanto. È il cavallo. Sì, il cavallo. E è della mia istruttrice Antonella Canova e me lo fa montare per le gare. Con lui ho vinto un po' di gare internazionali all'estero. Poi? Poi c'è Rinus, che ce l'ho da solo 6-7 mesi, in cui ho partecipato ai campionati europei Children e mi sono affezionato subito. Ecco, tu quante ore al giorno passi in sella? Allora, dalle 4:30, 6:30, 2 ore, 2 ore e mezzo. Tu invece quante ore al giorno? Dipende. Diciamo che adesso che ho solo questi 4 cavalli. Solo? Sì. Perché ne hai avuti anche quanti, scusa? Sono arrivata a montarne fino a 15. Quindi è stato un tour de Al force. giorno? Sì, mi alzavo alle 4:30 della mattina e rientravo a casa alle 8 di sera. Però sono arrivata a montare 15 cavalli al giorno. Adesso sono molto in relax, anche perché ho scelto più la qualità della quantità, e inizio a montare alle 7:30 della mattina e torno a casa per mezzogiorno e mezza comunque. Va bene. Abbiamo parlato di atleti, parlando appunto dei nostri 2 ospiti, dell'Amazzone e del Cavaliere, però abbiamo parlato appunto dei suoi 3 cavalli di atleti cavalli, atleti a cui pensa invece il nostro ospite anziano. Lei Molto anziano. pensi me come sono ridotto? Lei pensa alla salute dei loro amici? Assolutamente, perlomeno la salute dal punto di vista alimentare. Cortal, che è l'azienda per cui lavoro, per cui faccio l'alimentarista e il formulista, è un'azienda veneta, è un mangimificio. Le chiedo scusa. Prego. Io ho parlato più volte delle eccellenze venete, perché ricordo dalle selle alle calzature, dalle staffe. Adesso posso aggiungere, mi fa molto piacere, alla mangimistica. Assolutamente. Dato che siamo a Fiera Cavalli a Verona, che è un appuntamento leader non solo a livello veneto, non solo italiano, non solo europeo, ma mondiale, è bello dire come l'impresa veneta sappia eccellere in ogni settore che riguarda la vita del cavallo. Assolutamente, e di eccellenza effettivamente si parla, perché non siamo un classico mangimificio, ma siamo un mangimificio altamente tecnologico. Devo dire che io, magari chi mi segue sa, ho la passione per i cani, ogni tanto relazionandomi con le aziende di mangimi mi spiegano questa cosa che inizia dalla parola è un estruso. Esattamente. Sembra, cioè, Che vuol dire? che non è una cosa da poco, è un metodo di cottura, per quello le parlavo di prodotti tecnologici, è un metodo di cottura altamente tecnologico che va a cuocere il prodotto con vapore, pressione e temperatura. Il prodotto che ne esce è un prodotto estremamente digeribile, estremamente assimilabile, e per come è costituito l'apparato gastrointestinale del cavallo è veramente importante fornire un alimento estremamente digeribile. Con la nostra lavorazione riusciamo a gelatinizzare gli amidi, quindi far sì
che l'amido non arrivi indigerito nell'ultimo tratto di intestino, dove andrebbe a creare grossi problemi. Tu che ti occupi dei cavalli dal punto di vista appunto agonistico dei salti, ti interessi anche di cosa mangiano o no? Sì, sì. Cioè, secondo me è fondamentale cioè, cosa mangia il proprio cavallo. Lo so che è fondamentale, mi chiedevo appunto se te ne occupavi, se te ne interessavi. Cioè, sì, il mio groom, però comunque so cosa mangiano. E tu dell'alimentazione dei tuoi cavalli? Assolutamente sì, perché comunque l'alimentazione di un cavallo, come anche di un atleta umano, quale può essere, influenza, penso, al 100% la prestazione poi. Quindi un cavallo, un atleta va seguito sotto ogni aspetto. Nel caso dei tuoi cavalli chi decide l'alimentazione? Ovviamente io assieme al veterinario, e devo dire che anche il proprietario della mia scuderia è un uomo di cavalli vecchio stampo, è una persona estremamente competente e ci aiuta nella scelta Data la tua dell'alimentazione. veneranda età, Grazie. prego, abbiamo detto che fai la scuola da, hai detto quanti anni? Da 18. Da 18. È cambiata l'alimentazione dei cavalli in questi quasi 20 anni, in questi quasi 4 lustri? Sì, è cambiata tantissimo, sono cambiati i cavalli, sono cambiati i percorsi, è cambiato il modo anche di vedere il cavallo, adesso c'è molto più rispetto. L'alimentazione cosa è cambiato, per esempio? Visto che abbiamo parlato spesso anche proprio del benessere, sia di chi sta sopra il cavallo ma anche dei cavalli, cosa è cambiato? Ma nell'alimentazione comunque penso che una volta si stesse molto meno attenti e quindi c'erano anche meno prodotti specifici. Adesso hai il mangime per il cavallo caldo, il mangime per il cavallo freddo, c'è molta più attenzione proprio in base alle esigenze specifiche del cavallo. Mi parlavi di mangime anche per cavalli che hanno problematiche per coadiuvare. Sì, noi siamo conosciuti soprattutto per questo, perché grazie all'alimentazione si riescono a risolvere dei problemi, delle patologie estremamente importanti. Ci sono tanti cavalli che soffrono di gastrite perché lo stress a questi eventi così importanti è elevato anche per l'animale. Per cui da cavalli che soffrono di gastrite a cavalli che hanno problemi muscolari, le patologie che riusciamo a curare con prodotti specifici sono veramente molte, e devo ammettere che finalmente dopo tanti anni anche l'utente finale comincia ad essere più attento, come diceva Aurora, all'alimentazione del cavallo, perché può fare veramente la differenza. Io ne parlo da allevatore di cani, in questo senso sta aumentando moltissimo la geriatria nei cani dal punto di vista veterinario e anche dal punto di vista della mangimistica. È così anche nel cavallo? Assolutamente, assolutamente. Ti riguarda? Assolutamente, ci sono cavalli sempre più anziani. Ultimamente infatti abbiamo sviluppato dei prodotti proprio per questa categoria di cavalli che magari arrivano a una certa età addirittura senza tavola dentaria e non sono più in grado di mangiare il foraggio, che è la base dell'alimentazione, perché è un erbivoro pascolatore, cosa di cui spesso ci si dimentica, e quindi come sostituire il fieno in cavalli che non hanno più tavola dentaria. Un messaggio, devo dire che devo andare a cercare qui a Fiera Cavalli per mio nipote, che mi ha anche divertito, il caso, parlando delle problematiche dei cavalli, il fatto che mi ha detto ho un cavallo bolso povero, anziano, e mi ha scritto devo per forza dargli fieno pellettato, e cerca appunto una mangiatoia distributore automatico, perché sono cavalli che appunto ha problemi, quindi. Certo, le soluzioni per questo tipo di problema sono svariate, dal fieno pellettato ad altri tipi di alimenti, anche da rigenerare con l'acqua o... Se vuole, poi se ha qualcosa da consigliarmi lo passo a mio nipote. Perfetto, dica a suo nipote di passare al padiglione 7, no, è che a Parma, 21. però un bigliettino glielo passo, che Passi magari. No, ma perché poi si scoprono le cose anche in questa maniera. Sì. Lo scopo di queste trasmissioni è proprio quello di raccontare anche delle novità, in modo che la gente possa sapere che cosa offre il mercato. Assolutamente, credo che sia molto importante l'educazione del cliente, anche per far sì che il cliente stesso abbia delle conoscenze in più per poter anche valutare le offerte che quotidianamente arrivano da parte delle aziende, soprattutto a cavalieri di un certo livello come possono essere i nostri due atleti. Noi nel Stato presenti. Stanco abbiamo spesso parlato qui, intervistato Alberto Zorzi. Ti piacerebbe diventare un Alberto Zorzi? Sì, Ti basterebbe?
Sì, poco direi proprio di sì. I prossimi impegni quali sono? Allora, prossima settimana, tra 2 settimane Vermezzo e poi si vedrà. A Natale vai a casa a Roma o, Ah, o non sì, ce la fai? sì, sì, vado a Natale Roma. ce la fai. Sì. Grazie allora a questo ragazzino, ha detto incredibile. Prossimi impegni agonistici? La settimana prossima parteciperò al 2 stelle di Vermezzo e dopodiché credo che lascerò un periodo di riposo ai miei cavalli che hanno avuto una stagione molto intensa, quindi faranno magari qualche percorso di esercizio in un nazionale per poi ripartire a febbraio a Livanova. Io vorrei approfittarne, se riesco, Nicoletti, se possiamo chiamare. Io vorrei, abbiamo il presidente, posso averla qua presidente un secondo? Posso averla qua un secondo? Sì, sì. Allora, al microfono per favore presidente, ne approfitto un attimo di lei. Vogliamo spendere 2 parole su questi giovanissimi, abbiamo raccontato le loro storie, è acceso, vogliamo spendere 2 parole su dei giovanissimi che hanno una passione davvero straordinaria, ce l'hanno raccontato. Giovanissimi, Vabbè, l'ha detto. Presidente, rispetto a me, lei, diciamoci la verità. Beh, parli per lei, No, parlavo di lui, rispetto a noi. Okay. No, beh, io stavo dicendo prima al comandante dell'aeronautica con cui parlavo di Aurora, di Stefano, eccetera, dicevo io veramente sono innamorata dei miei ragazzi, un po' più giovani e un po' meno giovani, perché veramente li porto ci rimane un po' meno male, giovani. Io non torno più rimane, giovane rispetto a ci rimane Valerio. male. No, Devo dire che volevo lui gli dire. ha dato 25 anni scarsi. Lui è stato Lui il più le ha dato signore di 25 anni tutti. È scarsi. indefinibile la sua età perché... Io non avrei mai pensato che avesse scollinato i 30, mai. E a lei so che ne ha appena compiuti 40, quindi Che gentile, l'amore per i cavalli che la mantiene così, è vero o no, Aurora? Assolutamente. E stavo dicendo veramente per me un emblema di quello che dovrebbe essere il cavaliere ideale. 1 e 2, sotto tutti i punti di vista. Io adoro queste persone, questi e anche gli altri, ovviamente tutti i nostri ragazzi del Veneto. E allora, visto che parliamo di giovani, andiamo con Roberta, grazie Presidente, a parlare dei giovani che hanno partecipato alla squadra del Gran Premio Under 21 delle Regioni. A te Roberta. Tutte veloci su questa prima gara di oggi, su questa prima manche. Iniziamo da Marta. Beh, un bel percorso, molto tecnico, però sono contenta di come ha saltato il mio cavallo, quindi direi che siamo partiti col piede giusto. Era la tua prima esperienza qui a Fiera Cavalli? No, ho fatto anche l'anno scorso, però la gara individuale, quindi diciamo è la mia prima squadra qua a Verona. Sì. Sentiamo Angela. E un bel percorso macchiato da un errorino, forse dovuto un attimo all'emozione, il cavallo era un po' nervoso anche a causa del campo prova, però un bel percorso tecnico, il cavallo saltava bene, speriamo bene per domani. Passiamo ora il microfono a Giulia. Sono molto soddisfatta. Sono molto soddisfatta della mia performance, un bel percorso e potevo montare meglio, però ho creduto nel mio cavallo e sono contenta. E ora la parola al cavaliere Alessandro. Salve, scusate il momento, ma purtroppo un po' di tempo fa mi sono fatto male, quindi diciamo che sto usufruendo della possibilità che il Comitato Veneto mi ha dato a disposizione la fisioterapista. E il tuo percorso com'è andato? Discretamente sono molto felice di come è stata la mia cavalla, un po' meno di come ho montato io, ma è andata bene. Sono contento per la squadra di essere riuscito a portare a casa 1-0 e molto importante per il weekend di gare. Sappiamo che affrontate tutti i fine settimana competizioni, però rappresentare il Veneto e soprattutto quando si gioca a casa in squadra l'emozione è molto più alta. Sì, perché hai la tensione di dover far bene, hai questa tensione perché devi sempre far 0 e basta. Ti senti più responsabile di questa gara. Allora che dire? Forza Veneto, vi aspettiamo domani alle ore 9, giusto? Invitiamo tutto il pubblico di Fise Veneto di venirvi a vedere. Grazie Fabio, a te la linea. Grazie Roberta per averci fatti conoscere. 16:20 sul mio telefono, quindi 40 minuti e torniamo per l'ultimo appuntamento di questa sera con il Teatro Equestre. Ma dovremo anche riuscire, se poi nel tondino di fianco a noi saranno puntuali, per farvi parlare, farvi presentare, farvi conoscere anche un'altra disciplina
di cui parlammo una volta da Somma Campagna, parliamo infatti dell'Horseball, ma alle 17 invece ci sarà il teatro equestre. Poi vi ricordo, ne parlavamo prima anche con Di Paola, quei progetti riguardo ai bambini che purtroppo vengono affidati alle comunità dal Tribunale minorenni, dai malati purtroppo di malattie oncologiche, per i quali la Fiera del Veneto fa un progetto. Vi diamo appuntamento per domani alle 14, sarà l'ultimo talk show, ma l'ultimo di questa sera è, l'abbiamo detto, 40 minuti qui, sempre sulla pagina di Rai TV e di FISE Veneto.